Buona serata da prealpina.it. Dal dramma alla tragedia più di un anno dopo. È morto a Gallarate Giuseppe Spitaleri, il 73enne che era stato travolto da un'auto il 13 maggio 2021 in via Torino, a breve distanza dalla sua abitazione, alle porte del quartiere di Arnate. L'uomo aveva riportato una frattura al bacino e un brutto trauma cranico. Subito ricoverato in terapia intensiva, non è mai uscito dal coma e dopo alcune settimane era stato trasferito in un istituto per lungodegenti, dove ha continuato a lottare fino a questa mattina. Il tragico epilogo ha lasciato sgomenti medici e familiari. Ancora una triste notizia purtroppo, restano gravissime le condizioni del ventenne pakistano che domenica pomeriggio ha accusato un malore mentre nuotava nella vasca olimpionica della piscina Villa a Legnano. Il giovane non ha ancora ripreso conoscenza, più passa il tempo più si allontana la possibilità di un suo completo recupero. Ospite a Legnano di un cugino, il ragazzo era stato soccorso dalla bagnina e portato fuori dall'acqua con l'aiuto del direttore tecnico dell'impianto. Questi aveva praticato un lungo massaggio cardiaco e utilizzato il defibrillatore semiautomatico. Il pronto intervento ha consentito al cuore di ripartire, ma la situazione continua a essere molto complicata. Non lo perdoneremo mai, ci ha tolto un angelo. Salvatore Milazzo, lo zio di Carol Maltesi, esprime tutto il dolore per la terribile fine della ragazza uccisa e fatta a pezzi dal vicino di casa Davide Fontana a Rescaldina. L'ultimo saluto alla 26enne è stato celebrato questa mattina a Sesto Calende nell'abbazia di San Donato. In quella zona Carol è cresciuta e lì ancora vive sua madre. Vediamo il servizio con le immagini di Agenzia Blitz. È un giorno che non vorremmo che non venisse mai, è un giorno che speravamo che non arrivasse mai. Vabbè. Questa persona dal carcere, se abbiamo ben capito, non ha nemmeno chiesto perdono. No, né perdono né scuse, anche se poi non sarebbero state accettate per vari motivi. A noi non è giunto niente, né scuse né perdono, niente, zero. Non hai cercato di contattarvi tramite l'avvocato, tramite uno scritto? No, zero, completamente zero. Qual è l'ultimo momento felice che ricorda con Carol, in compagnia sua? Natale, eravamo tutti in famiglia, tutti lì a mangiare, c'era la Carol con Carlos, il figlio, e noi con tutta la famiglia, i bambini che ci c'erano oggi, che giocavano insieme. E lì l'ultimo ricordo di mia nipote è quello, a Natale, che eravamo tutti da mia mamma a mangiare. Lei sempre con il suo sorriso, quello lì che conoscete tutti quanti, e quello. Poi dopo da lì non l'abbiamo più né vista né sentita. Chiamavo mia sorella, mi diceva che era a Dubai, sapevo che lei aveva cambiato lavoro, quindi tutto buono. Quindi la forza per andare avanti è questo bambino, questo vostro nipote? Sì, l'unica, è quello che c'è rimasto di Carol. Oggi Carol la riviviamo in lui. È fatta. Il protocollo di intesa Aeroporto di Malpensa Masterplan 2035 è stato firmato questa mattina alle 12:45 a Palazzo Lombardia. A sottoscriverlo il presidente regionale Attilio Fontana, gli assessori all'ambiente, infrastrutture Raffaele Cattaneo e Claudia Terzi, la D di SEA Armando Brunini e il vicepresidente della provincia di Varese Alberto Barcaro. Con loro i 9 sindaci del Consorzio Urbanistico Volontario presieduto da Dimitri Cassani. Ora la palla passa alla Regione che prima della pausa estiva esprimerà il suo parere sulla procedura di valutazione di impatto ambientale proposta dall'ENAC. Quindi il documento sarà inviato al Ministero della Transizione Ecologica che dovrà esprimersi entro la fine dell'anno. E ci spostiamo a Varese. Ieri in Piazza Repubblica il raduno regolarmente autorizzato degli antiproibizionisti. Dopo l'evento, ora in furia la polemica. Vediamo il servizio di Valentina Fumagalli.
Una parata antiproibizionista per chiedere la legalizzazione a scopo ricreativo e terapeutico della marijuana è quella che si è tenuta ieri pomeriggio in Piazza Repubblica a Varese, ma l'evento aveva più i contorni del rave party, con musica ad alto volume e partecipanti in visibile stato di alterazione psicofisica. Proprio l'aver autorizzato una manifestazione di questo tipo nella piazza centrale della città ha scatenato le polemiche e ora la politica si interroga sul rischio che si poteva correre dato il richiamo dell'evento che, seppur autorizzato, è stato anche ampiamente pubblicizzato, tanto che molti partecipanti sono arrivati da fuori Varese proprio per prendere parte alla parata. Oltre un centinaio quelli che hanno resistito al temporale che si è scatenato nel primo pomeriggio e che hanno poi continuato a ballare, bere e fumare in piazza fino a poco prima delle 22. Italo Calvino lo aveva definito uno scrittore prestato allo sport. È morto all'età di 91 anni a Bellagio Gianni Clerici, storica firma del tennis per alcuni quotidiani e noto al pubblico televisivo sempre in coppia con Rino Tommasi. Nato a Como nel 1930, aveva giocato a tennis vincendo 2 titoli italiani juniores di doppio in coppia con Fausto Gardini e una coppia de Galea a Vichy nel 1950, partecipando come singolarista a Wimbledon nel 1953 e a Roland Garros nel 1954. Chiudiamo con il ciclismo. Il giovane Alessandro Covi, il campione di Taino, reduce dall'impresa sulla Marmorada al Giro d'Italia, è stato ospite di Prealpina questo pomeriggio. Ecco il servizio del collega Antonio Triveri con le immagini di Agenzia Blitz. C'è una lunga storia di protagonisti del Varesotto al Giro d'Italia, abbiamo avuto Contini, Chiappucci, Garzelli, Basso, molti sono ancora ovviamente vicini al mondo del ciclismo. Adesso è toccata a te una grande responsabilità. Sì, finalmente Varese è tornato a vincere la tappa al Giro d'Italia, comunque un bellissimo risultato e ho visto l'affetto dei tifosi di Varese e tantissimi appassionati di bici che li vediamo anche sulle strade, sono pieni di ciclisti e soprattutto weekend, quindi a Varese c'è grande passione e sicuramente mi ha fatto piacere dargli una gioia come può essere quella che è il Giro d'Italia. Adesso le aspettative ovviamente si alzano, quali sono gli obiettivi per il resto della stagione, per la fase calda della stagione? Diciamo 3 punti cardine penso che possono essere condivisi, cioè il campionato italiano, il campionato mondiale e la Tre Valli Varesine. Sì, diciamo che ho sempre avuto aspettative alte, quindi anche se non arrivava la vittoria sabato scorso comunque avevo obiettivi ben precisi. Un obiettivo ben preciso quest'anno era vincere una tappa al Giro d'Italia e così è successo e adesso c'è il campionato italiano e poi sicuramente il finale di stagione con anche la Tre Valli che è lì vicino al mondiale. È un percorso che può essere dato a te la Tre Valli? Sì, negli ultimi 2 anni sono andato sempre bene, l'anno scorso ho fatto nei 10 e 2 anni fa subito fuori nei 10 e comunque è un percorso che mi piace, poi anche se non era dato le mie caratteristiche, davo tutto per Varese e voglio far bene sicuramente. Grazie Alessandro, in bocca al lupo. Questa era l'ultima notizia, il nostro notiziario termina qui, vi diamo appuntamento come di consueto domani alle 13, augurandovi buona serata.